La cartolina del 2014 che ci apprestiamo a salutare è quella che ritrae Laura e Carmelo, 7 e 9 anni, i due piccoli morti nella tragedia delle Maccalub ad Aragona lo scorso mese di settembre. Un sabato che doveva essere di festa, una gita nella riserva per festeggiare il piccolo Carmelo che quel 27 settembre compiva gli anni. Ed invece all'improvviso l'esplosione di un vulcanello che investiva in pieno i due bambini e il loro papà, salvatosi per miracolo. Una tragedia che ha colpito tutta l'Italia ed anche Papa Francesco che prima ha telefonato a casa dei genitori per poi incontrarli di persona lo scorso 27 dicembre. La cronaca 2014 ci consegna ancora tragedie del mare, migliaia di morti e di arrivi soprattutto a Porto Empedocle nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum avviata dopo il naufragio con 366 morti di Lampedusa nell'ottobre 2013 e sostituita dal novembre scorso dalla Triton. Numerosi delitti su tutta la tragedia che si consuma la notte tra il 7 e l'8 ottobre scorso in un'abitazione di San Giovanni Gemini. Un ragazzo, Mirko Lena, uccide l'ex fidanzata Concetta Traina e la mamma della ragazza Angelina Reina, 71 anni, prima di togliersi la vita. Un dramma familiare che sconvolge l'intero paese. Sul fronte politico il 2014 va in archivio per le dimissioni del sindaco di Agrigento Marco Zambuto a seguito di una condanna a 2 mesi. Anticipa di qualche ora il provvedimento di rimozione del prefetto. In appello però Zambuto viene assolto e si apre il dibattito sull'opportunità della legge Fornero. A giugno a Palazzo dei Giganti si insedia il commissario straordinario Luciana Giammanco. Stesso copione al comune di Licata dove si dimette il sindaco Angelo Balsamo, coinvolto in una vicenda giudiziaria. Al suo posto viene nominato commissario prima Dario Cartabellotta e poi Maria Grazia Brandara. È sabato 12 luglio quando a ora di pranzo arriva la notizia dell'improvvisa prematura morte di Giacomo Di Benedetto, sindaco di Raffadali, ex deputato regionale e uomo di punta della sinistra agrigentina. A portarselo via un infarto. Migliaia le persone che partecipano ai suoi funerali. Sul fronte politico anche la nascita del Crocetta Terre con il ritorno in giunta della Cricentina Mariella Lobello. Diverse anche le operazioni antimafia contro la pubblica amministrazione. Di certo la madre di tutte le inchieste in questo 2014 che si sta lasciando è l'operazione La Carica delle 104 che ha fatto emergere uno spaccato di illegalità e di furbizie. Insomma, un anno che sul fronte della cronaca nera e giudiziaria mandiamo in soffitta senza tanti rimpianti. Un anno che si chiude all'insegna dell'eroe Andrea Stamerra, il finanziere che ha salvato un bambino di 2 anni colpito da un attacco convulsivo. Il suo intervento è stato risolutivo. E vogliamo per chiudere assegnare un ideale Oscar di Agrigento a 2 donne caparbie, Anna Marino e Silvia Licata, che con il loro impegno nell'Associazione Volontari di Strada stanno svolgendo un ruolo importante e delicato contro la povertà e l'indigenza.